Idro ed Imbosch, due vertenze che rischiano di portare a una vera e propria crisi sociale nei due territori coinvolti, Feltre e Quero Vas, 200 complessivamente i lavoratori a rischio, gli stessi che senza soluzioni a stretto giro saranno portati a protestare sulle piste delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Compatte le organizzazioni sindacali che hanno chiesto e ottenuto un incontro in prefettura a Belluno. Noi abbiamo detto al prefetto non vogliamo fare un problema di ordine pubblico ma di ordine morale. Qui le istituzioni devono intervenire in maniera pesante e decisa. Ricordiamo che Belluno non è solo Olimpiadi, non è solo ciclismo, non è solo Natale, ma è anche industria e qua qualche multinazionale invece di accendere le luci ce le sta spegnendo. Chiediamo che l'intervento sia ai massimi livelli, l'interlocuzione per noi deve essere ministeriale, sia con Bosch che con Idro. Serve che i ministeri competenti convochino un tavolo per trovare soluzioni e sono soluzioni urgenti. Perché da un lato Edim sta morendo, Bosch ha sostanzialmente deciso di abbandonarla, dall'altro l'unica notizia certa è che Idro vuole chiudere Feltre. In primis noi dobbiamo discutere con Bosch per un rilancio industriale di quell'azienda e convincere Idro a non chiudere, perché per noi oggi la priorità non è la cessione come qualcuno continua a dire, ma è l'impossibilità di chiudere. Noi non siamo una provincia turistica, le Olimpiadi non salveranno la nostra provincia, noi siamo una provincia manifatturiera e dobbiamo rilanciare e difendere la nostra manifattura. Durante il confronto il prefetto ha confermato di aver già inviato una nota formale al ministro competente sollecitando il massimo interessamento delle istituzioni. A Feltre nelle scorse ore la sindaca Viviana Fusaro ha incassato la delibera di sostegno del comune di Ornago in Brianza, dove ha sede uno stabilimento Idro che teme ripercussioni occupazionali. E in municipio, oltre ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, sono arrivati anche i lavoratori. È un tassello che si aggiunge ad un percorso che vuole portare ad un tavolo nazionale di crisi, quindi direttamente agli organi di Stato, e quindi noi riteniamo questa giornata importante.